Ci colleghiamo con Lega Liguria, sei in onda. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi giornata uggiosa, stamattina ha piovuto un pochettino, adesso è soltanto nuvoloso. Speriamo che comunque nel weekend le condizioni meteo miglioreranno per i nostri ospiti che verranno a visitare le nostre meravigliose riviere, ma anche la città di Genova, ovviamente. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il deputato ligure candidato alle prossime elezioni europee, Francesco Bruzzone. Ciao Francesco, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti, ci sono. Dove ti trovi in questo momento, Francesco? Mi trovo nelle Langhe piemontesi, posti bravo. bellissimi. Terra divina di tartufi. Terra di vino, di tartufi, che stamattina è una bella manifestazione con le scuole indirizzate verso il mondo della ruralità. Quindi spieghiamo ai bambini delle scuole che cosa vogliono dire certe attività rurali, anche quelle del tempo libero. Ma veramente 220 bambini in un campo da pallone in erba, bellissima stamattina. E fortunatamente non piove neanche, quindi ci siamo. Allora, io innanzitutto, prima di farti la prima domanda, devo farti gli auguri da parte mia personalmente e da parte di tutto lo staff di Radio Libertà, ovviamente. Tanti auguri di buon compleanno al nostro Francesco Bruzzone, che in questi giorni, sempre sul territorio, è impegnatissimo nella campagna elettorale. Va bene? Grazie degli auguri. Un compleanno elettorale, perché proprio oggi è una giornata molto molto intensa. Ma va bene così, perché siamo qui per quello da tanti anni e lo facciamo sempre con tanto piacere, e questa volta anche con tanta grinta. Allora, dunque, passiamo subito a un tema che ti sta molto a cuore e, insomma, queste si possono definire queste eurofollie sull'agroalimentare, la carne sintetica, la farina di insetti, insomma, tutte queste, come diremo noi qua a Genova e Liguria, queste bellinate che l'Europa ci vuole propinare. Bello chiaro e tondo, Francesco. Ma guarda, ormai io penso che il messaggio sia passato, e cioè se non siamo capaci, non abbiamo la forza di dare una spallata a questo sistema, a queste idee malsane che l'Europa ci sta opinando, rischiamo di andare verso il non senso, il controsenso, verso la mancanza del buon senso, che ci porta poi anche a cancellare noi stessi. Viva Dio, l'agroalimentare è ciò che mantiene in vita l'uomo, perché tutto ciò del quale l'uomo si alimenta arriva dal mondo agricolo, dal mondo rurale, non arriva certamente da altri sistemi chimici o altro, non ci appartengono a quelle logiche. E invece purtroppo l'azione dell'Europa, che è stata portata avanti fino adesso, e quindi mi dispiace anche proprio che ci sia stato qualcuno che abbia voluto sostenere queste cose, qui è un problema chiaramente politico e di composizione politica dell'attuale maggioranza che c'è al Parlamento europeo. Io non possiamo andare a dire che piano piano azzeriamo, cancelliamo, massacriamo l'agricoltura, l'allevamento, la silvicoltura e via via, per andare verso degli strumenti per alimentarci che sono in netta contrapposizione sulla nostra storia, sul nostro modo di essere. Quindi questa volta, oltre alla cancellazione o ai danni che l'Europa vuol fare ai nostri prodotti, che io li chiamo di nicchia, quelli tradizionali, quelli cosiddetti a chilometro zero, quelli buoni, quelli che ci hanno insegnato da bambini i nostri nonni, oltre a mettere in crisi quel tipo di produzione, oggi viene fatto anche un ragionamento ancora più ampio che ci porta a dover limitare o addirittura dover considerare che l'allevamento dei bovini inquina, e quindi la risposta che ti danno è la carne di plastica, la carne sintetica, lo hai detto tu. Quindi qui c'è veramente un'impostazione generale che nasce forse da questo green europeo, ma non è un green, qui è veramente una cosa demenziale che in qualche modo noi dobbiamo fermare. Io credo che questo sia uno dei punti principali di questa Europa, è una delle principali eurofollie che dobbiamo combattere. Poi c'è il tema dell'immigrazione, ma sulla parte green veramente l'abbiamo detto e ridetto, no? Dall'obbligo di dover cambiare le nostre auto e andare verso l'auto elettrica per forza, che non è vero che inquina meno, perché sappiamo bene che per produrre le batterie la Cina, che comunque la Cina sta sulla terra e quindi l'aria
è sempre la stessa, inquina di più, alle case green, quindi all'obbligo ecco, gli obblighi europei. Adesso basta obblighi europei, basta imposizioni. Poi se uno vuole farsi la casa, il cappotto in giro a casa, ben venga, se lo fa, ma non basta con queste imposizioni. Quindi oggi è arrivato il momento, lo dicevo prima, di tirare un po' fuori la grinta su questi temi. Ecco, io direi che più che green mi sembrano alcuni provvedimenti brown. Ecco, tra l'altro tu hai citato l'immigrazione, devo ricordare che ieri c'è stato un bellissimo incontro proprio di fronte alla sede del comune di Genova in via Garibaldi, organizzato dalla nostra segretaria provinciale Francesca Corso, che ringrazio. Sei intervenuto te ed è intervenuto pure il nostro sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Polteni, un bellissimo incontro su immigrazione e sicurezza. Però volevo voltare un attimino pagina e passare da questioni un po' più ampie, di più ampio respiro, europee, nazionali eccetera, un po' anche alle questioni locali che riguardano la nostra Liguria, e mi riferisco precisamente al parco di Portofino. C'è stata una sentenza del TAR della Liguria che sostanzialmente ha dato ragione agli ambientalisti contro il parere di Regione Liguria e contro il parere della maggioranza dei comuni, quindi del territorio e dei cittadini, che vogliono mantenere i confini delimitati ai 3 comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli. Insomma, volevo un po' un tuo commento e in generale anche un po' sui parchi in Italia e in Europa. Ma guarda, il mio commento non è un commento drastico, è un commento che si basa su un principio, ma lo stesso di prima, cioè il rispetto del territorio, il rispetto della volontà della gente che vive su quel territorio e soprattutto il rispetto di come la gente vive su un territorio, da secoli, da sempre. E quindi il problema che tu hai citato con questa sentenza, no? Qui tutti i giorni siamo di fronte a dover fare i conti con la magistratura amministrativa, ricorsi di qui, appelli di là, controricorsi dall'altra parte. Ho capito, però poi alla fine non possiamo mica dimenticarci di quella che è la volontà del territorio. Allora, se quel territorio dice e scrive e delibera, e lo ha fatto molto bene anche la Regione Liguria a riprendere questa indicazione, che il parco di Portofino va bene, è stato fatto ai tempi di Mussolini, il parco, quindi va bene il parco di Portofino, ma con i confini territoriali del parco di Portofino. L'estensione al di fuori, molto molto più, andando a comprendere dei comuni bellissimi, ma che non c'entra niente con Portofino, col promontorio di Portofino, semplicemente perché devi dare esasperazione a questa tua forma di parcomania. Non serve, anche perché queste richieste non arrivano dal territorio, arrivano da altre parti e vengono spiaccicate, spalmate su un territorio che non le vuole. Allora, io l'ho usato anche come slogan, non so se lo sanno, in questa campagna delle elezioni europee, la voce del territorio. La voce del territorio è la prima cosa, poi se ci sono cose da combattere le combattiamo, ma prima il rispetto. Quindi sul parco di Portofino, se la gente dà delle indicazioni di un certo tipo, se i comuni che sono i diretti rappresentanti dei cittadini la pensano in quel modo, deve essere quello il modo. Poi le associazioni ambientaliste che vivono a Roma, a Milano o a Genova o a Torino vogliono dettare delle regole sui comuni che sono anche distanti dal parco di Portofino per fare il parco ovunque, perché magari ci sono altre logiche che non voglio citare, ma consigli del parco, consigli d'amministrazione, tutte quelle logiche lì che non appartengono alla concreta realtà, anche non appartengono neanche alla vera tutela del benessere dell'ambiente, perché oggi se quelle zone sono belle è perché il parco c'è da una vita e i cittadini lo hanno voluto conservare così, punto. Non dobbiamo andare a forzare le mani su un territorio che non accetta, non si può più andare avanti con questa logica. Ritorno un po' a quello che dicevo prima, è un po' l'Europa che vuol comandare e dettarci delle regole, e qui è la stessa cosa, questo principio dobbiamo completamente invertirlo, perché le indicazioni, il modo di governare, il modo di fare le cose deve partire dal basso, o quantomeno deve essere concordato con il basso, con la gente. Non può essere una roba che ti arriva adesso da oggi in avanti, tu la tua auto la butti via e devi usare l'auto elettrica, chissà per quale motivo, perché poi il sistema dell'inquinamento inquina di più un'auto elettrica che l'altra, non l'auto in sé, ma per costruirla c'è più inquinamento rispetto a un'altra auto. Ma allora va benissimo che ci siano anche le logiche degli interessi commerciali, le ormai lo sappiamo, ma
prima la realtà, prima i piedi per terra, prima il buon senso. È un po' il lavoro che stiamo facendo e che sto facendo personalmente, in modo particolare orientato anche verso quel mondo agricolo della ruralità, che dobbiamo salvarlo, perché tutti noi, tutti quelli che viviamo in città, alla fine dalla farina all'acqua a tutto il resto arriva da quel mondo là. Non possiamo massacrarlo, perché sennò poi cosa andiamo a mangiare? Le piastrelle di via 20 settembre a Genova? Ecco, questa adesso sto estremizzando, ma portiamo rispetto a chi ci fa mangiare bene. E il tema dell'agroalimentare e di un'Europa che non va bene oggi è uno dei punti principali sui quali secondo me la gente dovrebbe ragionare. Poi, se ti va bene così, voti a sinistra, come è sempre avvenuto, non vai a votare perché è la stessa cosa e quindi ti rimane tutto così. Se invece vuoi dare la spallata e cambiare, oggi, caro cittadino, sai come fare. E la Lega oggi è l'unico partito che ha dichiarato e che ha manifestato in modo palese che mai appoggerà Ursula von der Leyen. Mai, mai. Altri la appoggiano, la stanno appoggiando, probabilmente continueranno ad appoggiarla, altri, e sto parlando del più grande partito della coalizione di centrodestra, non si è ancora capito da che parte sta, e questa è una cosa che assolutamente deve essere chiara nei confronti. Poi facciano quello che vogliono, però dopo, se non vai a votare o voti sbagliato, diventa un problema poi andarsi a lamentare. Benissimo, ti ringraziamo, ti auguriamo ancora buon compleanno, buona giornata e buon lavoro. Un saluto anche ai bambini delle Langhe. Va bene? Io Ciao, ci aggiungerei Francesco. anche buona campagna elettorale a tutti quanti, anche quelli che ci ascoltano. Va bene, senz'altro. Ti ringraziamo ancora, buona giornata e buon lavoro al nostro deputato ligure e candidato alle prossime elezioni europee, Francesco Bruzzone. Passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, anzi no, perché vi devo dare una notizia. Domani il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini sarà a Genova, perché c'è l'inaugurazione del primo cassone per la nuova diga foranea del capoluogo ligure, che è l'opera più importante del PNRR, e contestualmente nel pomeriggio alle 18 sarà al Teatro Duse in via Bacicalupo a Genova, praticamente proprio in centro città, per presentare il suo ultimo libro, Controvento, l'Italia che non si arrende. L'ingresso è libero, lo ricordo a tutti i nostri radioascoltatori genovesi e ligure che vorranno intervenire a questo appuntamento, ripeto, domani alle 18 al Teatro Duse di Genova. Allora, il nostro secondo ospite della mattinata è il consigliere delegato ai trasporti per la città metropolitana di Genova, Claudio Garbarino, che dovrebbe essere già in linea con noi. Ciao Claudio, ci sei? A tutti, grazie a voi, grazie ai vostri ascoltatori. Ciao Claudio, dove ti trovi in questo momento? Guarda, oggi mi trovo qua a Toriglia, dove abito, e mi sto preparando perché oggi ho una riunione in regione proprio sui discorso trasporti. Allora, dunque, il discorso trasporti, c'è questa nuova bigliettazione che diciamo è stata fatta, un progetto che è stato fatto dalla città metropolitana di Genova, l'hai curato te personalmente, che va un po' a favore, mi sembra, dei giovani. Allora sì, abbiamo fatto la nuova bigliettazione, quella cartacea da 37 tipi di biglietti l'abbiamo portata a 2, proprio nell'ottica della semplificazione. Quindi c'è il biglietto da 2 euro per 1 ora e 50 e da 2,20 per una piccola tratta del treno, quello Voltri Nervi. Scusate, 2,20 euro la tratta Voltri Nervi. E invece per quanto riguarda l'abbonamento, proprio perché abbiamo tenuto l'azienda pubblica e sia dell'azienda urbana e dell'extraurbana ne abbiamo fatto una unica, siamo riusciti a fare l'abbonamento che si suddivide così: da 0 a 14 viene dato un pass gratis, anche perché fino a 14 anni i ragazzi devono viaggiare accompagnati, quindi un servizio fatto per i genitori. Da 14 a 26, che è l'età scolastica delle superiori fino all'università, sono 200 euro
all'anno di abbonamento rispetto ai 650 euro che era prima, che era la somma dei 2 abbonamenti. Poi da 26 per i lavoratori fino a 70 anni sono 295 euro. Da 70 in poi abbiamo ritenuto che i cittadini che ormai sono arrivati a quell'età lì è giusto che viaggino gratis, anche perché togliamo delle macchine dalla strada e in certi casi anche dei pericoli di veicoli che possono essere dopo una certa età gestiti poi in maniera azzardata. Per quanto riguarda chi ci attacca dicendo che abbiamo messo in difficoltà il bilancio dell'azienda, tengo a precisare che adesso l'abbonamento lo fanno tutti perché è diventato da 650 euro a 200 euro, non c'è più la convenienza di viaggiare senza pagare, perché se ti beccano 2-3 volte coloro che fanno i controlli, tu sei già bello che hai pagato l'abbonamento. Quindi l'obiettivo è pagare tutti per pagare meno. Quindi allora un occhio ai giovani di riguardo, un bel risparmio da 650 a 200 e veramente è un investimento, una novità per i nostri pensionati ultra settantenni, giusto? Certo. Allora, senti, in città metropolitana se ne parla un po' poco della città metropolitana, sono sincero, sui giornali vedo, eccetera, però so che voi lavorate alacremente, molti sul territorio, soprattutto il nostro territorio. Sì, sanno benissimo io praticamente... gli ascoltatori che lo frequentano, è molto, tra virgolette, imperio, siamo una lingua di terra sul mare con alle spalle le montagne. Ecco, ci sono altri progetti della città metropolitana di Genova in cantiere? Sì, allora, siccome la città metropolitana si occupa di 67 comuni, il più grande è Genova, però poi noi nella lingua di terra, che sono l'entroterra e le 2 riviere, abbiamo 66 comuni che vanno da comuni piccolissimi da 60-70 abitanti a quelli da 30.000 tipo Rapallo sulla riviera. Calcolate che noi la somma degli abitanti dell'entroterra e delle 2 riviere sono 280.000 più o meno, contro i 700.000 che abitano solo nel comune di Genova. Questa è un po', la visione della nostra provincia più la città capoluogo. E proprio per questo noi stiamo spingendo sull'entroterra per far conoscere proprio l'entroterra, e abbiamo, siccome io ho anche come incarico lo sviluppo economico, il piano strategico e l'ufficio Europa, abbiamo cercato di valorizzare il nostro territorio. Come valorizzarlo? Intanto con l'Expo della Val Fontana Buona, che verrà fatto alla fine di settembre, e le valli limitrofe, proprio per dare una visione a chi viene da fuori di come si può muovere e come vivere il nostro entroterra, e dando una spinta anche alle aziende. Invece il 14, 15 e 16 siete tutti invitati all'Expo della Valle Scrivia, che verrà tenuta a Casella, per valorizzare la parte a ovest della nostra provincia, e con la fine a novembre del ritorno a livello italiano del Rally della Lanterna, che era già parecchi anni che non veniva fatto, e come città metropolitana diamo una mano sia di sponsorizzazione che di organizzazione per far rivivere proprio quella che è la vallata interna della Val Trebbia, arrivando fino a Fascia e Gorreto. E proprio lì a Gorreto abbiamo come città metropolitana comprato il castello Centurioni, perché il nostro obiettivo è farci l'università telematica, e abbiamo già preso contatto con parecchie università, con quella di Piacenza, quella di Pavia e quella di Genova, che ci stanno dando una mano. E dico solo questo: nel progetto PNRR su 190 progetti ne finanziavano 6, su questo progetto siamo arrivati settimi,
quindi ci sono buone probabilità di poter cominciare i lavori e poter dare, diciamo, le gambe all'idea che abbiamo avuto per valorizzare l'ultimo paese della Liguria sul confine con il Piacentino, che è Gorreto. Benissimo, una serie di iniziative bellissima, anche quella dell'università e naturalmente anche lo storico Rally della Lanterna, l'Expo della Fontana Buona, sono tutti appuntamenti da non mancare, e anche l'evento a Casella. Ti ringraziamo, siamo proprio in chiusura, mancano 30 secondi, ti auguriamo una buona giornata e buon lavoro. Ciao Claudio. Grazie a tutti voi e a chi vi ascolta, grazie e buona giornata. Ciao ancora. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.